Ci siamo! Via Asiago! Viva Radio 2! Ehi! Benvenuti amici! Eccoci! Viva Radio 2 prende il via, l'ultima puntata! Veramente siamo emozionati, sì. Sarà una puntata diversa. Per certi aspetti ho la paura che possa venire meno bene delle altre puntate, per chi ci sente da casa, soprattutto per chi ci sente solo, perché oggi ci sono, diciamo ai nostri radioascoltatori, ci sono le telecamere di Raisat che ci stanno riprendendo. Salutiamo le telecamere. Non so neanche dove sono, le saluto tutte. Perché così, non so dove, perché le hanno messe, come si dice, a scomparsa. Esatto. Ne abbiamo, guarda, qui ne vedo una qua, ma noi ci comporteremo come solitamente ci comportiamo tutti i giorni, come se le telecamere non ci fossero. Ho fatto un gesto come se non ci fossero. Perché noi quando le telecamere non ci sono facciamo di peggio, no? Tipo facciamo tra l'altro tanti gesti, amici che ascoltate la radio, stanno per arrivare degli ospiti incredibili. Sta per arrivare Gianni Boncompagni, che ancora non è qui. Sta per arrivare in radio, stai per arrivare in radio, in televisione sei già arrivato da mo'. Poi sta per arrivare anche il maestro Andrea Camilleri, sta per arrivare. Tra l'altro oggi esce un audiobook, dobbiamo dirlo, un audiobook. Io ho letto un libro per la prima volta nella mia vita, ho avuto il piacere di leggere un libro e sotto forma di audio e l'ho letto con veramente un libro stupendo, stupendo, musicato da Rava. Sai chi è Rava? Non fare battute. No, ero partito. Non mi fare una battuta. Dici sai chi è Rava? Che tu cominci, fave e cose varie. Esatto. C'ero lì su Sellerio, Damiani e Leveratto. Gente con cui esco tutte le sere a cena. Voi intellettuali. Noi intellettuali ci diamo appuntamento, insomma, di tanto in tanto. Attenzione, c'è una notizia. Subito. Antonio Zecchila vede Viva Radio 2 su Raisat e chiama un tecnico per dirgli: la mia radio oggi non funziona. Si vedono pure le immagini. Bella. Attenzione, sempre conferenza stampa di Antonio Zecchila, il quale protestando per non essere stato mai invitato a Viva Radio 2 dichiara di abbandonare il mondo dello spettacolo. Standing ovation da parte dei numerosi giornalisti presenti. Noi scherziamo, dai, ridiamo perché insomma è così. Allora, oggi cosa faremo oggi? Saranno i gruppi che abbiamo lanciato nel corso, tra l'altro cominciamo a presentarne uno. Abbiamo Piba da Costa do Brasil. Eccolo là. Ciao Piba, come stai? Cerca di parlare. Tudo bem. Parla in portoghese o in italiano? Cosa dici? Portoghese. Tudo bem Brasil, tudo bem Italia. Ok, sentite che roba oggi. Un po' Ronaldinho, se lo vedi, Qual è la particolarità di Piba da Costa? Alzati, Piba. Allora, Piba da Costa è un brasiliano, ma ama le canzoni dell'Italia, ma canzoni pop. Se tu gli chiedi "mi fai Su di noi di Pupo", lui te la fa alla sua maniera. Senti un po', vai subito di corsa, attacca chitarra, cambia chitarra e ti devi sbrigare perché tempo ne abbiamo io sto parlando portoghese. Perfetto proprio. Attenzione, vai, Su di noi. Vai. Sobre nós eu apostaria. Scusa un attimo. Un attimo. La chitarra sta spenta, come sta studata. Prova la chitarra, vai. Questo è proprio brasiliano. Eccola, vai. Sobre nós eu apostaria tudo. Sobre nós, pelo teu sorriso, amor. Se você quer cantar e sonhar, esperar é assim. È bellissima, Grandioso. Sobre nós, os amigos diziam que não vale a pena. Tá tudo errado. Sobre nós, tem sempre uma nuvem, sim. Sobre nós, o amor vira música. Sobre nós, se quiser voar, o vento nos leva distante. Mas não me pergunte onde vamos chegar. Nós dois respirando no mesmo momento, pra fazer amor sem parar. Estava pertinho e eu não percebia o quanto era importante.
importante pra mim. Agora se damos Grazie Piba, grazie. Piba, ci fai tutto l'LP, avevamo detto un pezzetto di canzone. Per gli amici della radio volevamo dire che qui presenti abbiamo anche personaggi che vengono da oltreoceano, tipo? E abbiamo Joe Ciampa che viene direttamente da Los Angeles con suo marito Joe Farrell, che è Mr. Joe Farrell, lavora nell'industria cinematografica americana. Quindi gli danno subito un microfono, ma non saprei. Volevo sapere se ha bisogno di un porno divo, visto che ieri io ho sfilato. No, non glielo tradurre. No, grazie. No. Meglio di no. La gente magari non ci crede a casa perché non vede, in radio. Mr. Joe Farrell, how are you? Guarda. Fine, how are you? Fine. Aspetta. A radio show on television. Yes, it's a radio show in television. Strange, Strange. Yes, very strange. Very strange. Very good. The Italians are strange. That too. After this, tomorrow we are in the street. In the street. Yes. This is Bardini Marco. Yes. Famous porno divo, I don't know in English. Sì, I walk nudo in the street. No, è famous anche per other thing, tipo the horse racing. The horse racing. Famous. Very famous. Si è giocata la vita praticamente. Sì, abbiamo preso for the hair. For the hair, yes. For the hair l'abbiamo preso. Pensa, ancora Gianluca Guidi non c'è, ma è come se sentissi la sua risata. Allora chiediamo ai nostri amici, parte tecnica, non spegneteci mai i microfoni, a me e a lui, perché sennò siamo costretti a dire Isa, Stuta, Cala, Shin. Allora sempre brasiliano parla. Allora attenzione, politica, offesi dalle dichiarazioni di Prodi, che avrebbe definito i comunisti italiani folcloristici. Rifondazione Comunista ha organizzato sotto Palazzo Chigi una tarantella e un albero della cuccagna di protesta con tombola e rottura della pignata. Bene. Oggi allora avremo tutti i personaggi che abbiamo fatto nel corso dell'anno, ce li avremo tutti. Infatti, gli spostati mi sa che li spostano. Sì, oggi finiremo veramente, oggi canteremo dal vivo anche, moltissimo. Io ho preparato delle canzoni, ma una rubrica che ha avuto grandissimo successo da noi è quella del Sai Perché, che potrebbe dedicata a Guia Loffredo, un'altra nostra amica qui. Oggi saluto proprio gente, tutti gli incontro. Certo, quelli che... Allora siamo pronti, vogliamo proprio iniziare, perché io voglio chiederti a te. Io voglio chiederti a te, Baldini, ma tu? Baldini, tu sai perché? No, io non so. Ciao, come stai? Sono felice di vederti e sono felice che questa sia anche l'ultima puntata. Senti, lo sai? No, io non so, sono un non sapiente. Lo so, ma tu lo sai perché quando a un uomo gli si incastra la cerniera dei jeans gli vengono gli occhi a palla? Non lo so, però. Non lo sai? No. Scusate, è come se vedessi il maestro Camilleri che ride. È vero, Ma come se lo vedessi? Ma non c'è ancora. Ma la cosa che mi fa ridere è che Joe Ciampa ha tradotto a Joe Farrell questa cosa. Esatto. Scusami un attimo, date un microfono e lasciatemelo là per favore. Dimmi in inglese, lo sai perché quando a un uomo gli si incasa la cerniera dei jeans gli vengono gli occhi a palla? Dimmelo. Sono curioso proprio. Sentiamo. Do you know why when a guy pulls up his zipper of his jeans, his eyes become like saucers? Suona anche meglio, volendo. Ma vuoi mettere occhi a palla è un'altra cosa. Senti, sai perché se ti sale sulla schiena un toro da monta ti viene un groppo? Questa voglio sentire come gliela traduce, guarda. No! Gliel'ha già tradotta. No, non gliela traduce. Proprio te ne faccio una facile. Sai perché Margherita Hack non ha mai partecipato a Miss Italia? No, non lo so, però. Ti faccio l'ultima, ma poi ne ho tante altre. Lo so, immagino. Senti Marco, ma sai perché se tua moglie ti regala una confezione di Viagra, forse vuol farti capire qualcosa? Bene, era il primo Sai Perché di oggi, a dopo. Grazie all'uomo di Sai Perché, così, grazie.
Che ridere, guarda, che ridere. Che ridere. Io direi di far arrivare i primi ospiti uno alla volta, che stanno arrivando. Il primo che arriva è Gianluca Guidi. Eccolo. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Piero. E il microfono verrà acceso dopo 10 secondi che tu inizi a parlare. No, è la regola. Comincia a parlare. Eccomi qua. Allora, noi abbiamo riscoperto Gianluca Guidi, perché tutti ti conoscono come Gianluca Guidi, ma anche come il figlio di Gianni Morandi. Per cui E Giulietta Masina. E Giulietta Masina. Gianluca Guidi ha questa risata coinvolgente, ma visto che abbiamo personaggi che vengono da oltrecene, io vorrei far sentire a Joe Farrell che in Italia abbiamo persone che cantano come te, dei crooner come te. Ah, ho capito, sì. Ma proprio buttata così, come viene. Ma con Cremonesi? Certo, il nostro maestro Cremonesi. Aspetta, no, lo presentiamo dopo. Adesso non c'è neanche lui. Ah, ok, vero, non c'è. Gli fai. Ok, gli fa quella lì, scusa, ok? Sì. Vai, quando vuoi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater, but never comes late. She'll never bother with people she'd hate. And that's why the lady is a tramp. Doesn't like rap games with barons and earls. Never goes to Harlem when she's dressed in ermine pearls. She'll not dish the dirt with the rest of the girls. And that's why the lady is a tramp. She likes that free, fresh wind in her hair. That's life without care. She's broke. And it's hates California because it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Scusa un attimo, ma ho assistito a una cosa che io non avevo mai assistito, a cui non avevo mai assistito. No! Visto mia mamma in prima fila che quando hai finito di cantare ha fatto no, così per me non l'ha mai fatto. Che Dio la benedica, signora. Ha fatto proprio ha fatto anche non ci posso credere. Secondo me mia figlia nasce oggi. Sì, Qua, probabile. in prima fila, con sti scossoni, risate, gente che ride. Signori, è un momento importante per me, per voi e per tutti i radioascoltatori. Perché? E per tutti i telespettatori che in questo momento siamo inquadrati, perché abbiamo un personaggio che ci ha onorato così della sua presenza. Ladies and gentlemen, Madame et Monsieur, Picciotte e Picciottini, signore e signoruzzi, abbiamo con noi il maestro Andrea Camilleri. Eccolo! Buongiorno maestro, professore. Buongiorno. Si avvicini il microfono. Come sta? Così si sente. Così è perfetto. Perché non mi saluto in cinese? Chi? Ci tengo. In cinese? Sì. Vabbè, Io posso so dire anche solo U I me, che vuol dire ti amo, però. Si dice why me? U I me, sì, ti amo. Digli ciao ciao come Non lo so, però comunque noi lo amiamo. Questo vuol dire salve. Allora, professor Camilleri, lei di strada ne ha fatta poca per venire qua, perché abita a 3 porte da qua, no? Una. Ah, una addirittura, una. Ieri ci ha visto, vero, mentre eravamo lì? Sì, vi ho viste, però mi sono perso dietro. Mai vista una cosa così? Baldini in mutande. Era una cosa terribile. Era una cosa terribile. Tra l'altro volevamo dire che io e il maestro Camilleri siamo di scena in tutte le edicole oggi, non è per fare promozione, però è una cosa a cui io ci tengo, è una cosa che non ho mai fatto, cioè leggere un libro e non solo registrarlo, cioè libro scritto. Quando l'ha scritto questo libro, maestro? 1980. Beh, neanche. No. Quante sigarette si è fumato per scrivere quel libro? 1280 circa. Tu arrivi secondo, perché adesso la SEAT a me me lo fa fare con l'elenco del telefono. Sì? Io che leggo tutto l'elenco del telefono. Ma stai scherzando sul serio? No, se secondo te in edicola le pagine gialle che ne so, lette da Baldini, perché tu sei capace che a te lo possono anche offrire. Certo. Ma scusa, allora di ieri che cosa ti hanno offerto? Diventare testimonial? È vero, là, della mostra della fiera cavalli più grossa che c'è in Italia, a Verona. D'altronde che devo fare? Vedi?
a ognuno il suo. Da domani Pornodivo, tutte le produzioni, però per ora la Fiera Cavallo, insomma. Possiamo far sentire una cosa, ce l'abbiamo in regia, abbiamo una cosa, perché una volta il maestro Camilleri è venuto da noi e ha letto un testo del nostro Camilleri, però fatto originale, ma di questa cosa abbiamo anche il filmato, per cui in radio si può sentire e in televisione si può vedere, quindi per la prima volta possiamo anche dire questo. Maestro Camilleri, lei forse non se lo ricorderà. No. Non se lo ricorda, eppure lei è venuto qui e ha fatto sta cosa insieme a me, sa? Guardi, la facciamo sentire subito. Maestro Camilleri legge Camilleri. Eccolo. Buongiorno. Scusate se la mia voce non è perfetta, ma sto fumando. Ah beh, la solita sigarettina del dopo pranzo. Che mica è sigarettina. Sto fumando contemporaneamente 10 sigarette. E da quando Putin ha chiuso i rubinetti del gas, no? Mi hanno dato il compito di alimentare il riscaldamento centralizzato del condominio. Basta con le stufe a gas, è ora di passare alle stufe a nicotina. Maestro, ma non è molto ecologico? Se ne fotti. Se tutti fumassero di più, la temperatura si alzerebbe automaticamente. No? Mi spiego? Certo. E si risparmierebbero tantissimi soldi. E sui pacchetti di sigarette bisognerebbe scriverlo: non fumare nuoce gravemente alla bolletta del gas. Ho capito. Sa Baldini, ho deciso di fondare un movimento politico per portare avanti le mie idee. Questo è proprio uno scoop. Come si chiamerà questo partito? Ho scelto il nome originalissimo: Fuma Italia. Senta, e come si svolgerà questa campagna elettorale? Ho in mente una strategia innovativa. Mi faccio invitare nel maggior numero di programmi televisivi e appena si accendono le telecamere io accendo una sigaretta. Senta, ma questa sarebbe una campagna elettorale? Mi ispiro agli altri politici, loro vendono fumo, io invece lo compro. Giustamente. Senta, in caso di vittoria quali saranno i primi ai quali penserà? Gli operai, i pensionati, gli anziani? No, al primo punto del mio programma politico ci sono i non fumatori. In mente una legge nella loro tutela? No. Ho in mente di eliminarli tutti. Senta maestro, l'avevo deciso, dunque gli faccio in bocca al lupo e speriamo che vinca le elezioni. Però immagino che non avrà avuto tempo per scrivere in questi giorni. No. Sì, ho scritto. Bene. Ho ultimato quasi l'ultimo romanzo. Davvero? Senta, ci può anticipare qualcosa qui? Montalbano è alle prese con un'indagine che lo porterà a scavare nei meandri più profondi della sua personalità. Bello, già sì, psicologica. La ricerca delle tracce si svolgerà tra tratti minimi, spazi stretti, maleodoranti, ma in tutto questo è aiutato dalle nuove tecnologie, fibre ottiche, microcamere e monitor a colori. Il finale però è doloroso e il commissario porterà con sé i segni della sofferenza per molti giorni. Senta, come si intitola il romanzo? La rettoscopia di Montalbano. Perché pensavo che Cremonesi fosse impazzito e suonava sotto il maestro che parlava, quindi non so cosa voi abbiate sentito a casa, però maestro, lei cosa ha sentito? Quasi niente. C'era sto mandolino. Sì, un mandolino che ha avuto questa brillante idea, ma lo sapremo dopo il ci programma. complimenteremo. Attenzione, perché c'è una notizia arrivata adesso di una dichiarazione che ha fatto proprio lei, maestro Camilleri, non se la ricorda? Ne ho fatte tante, Fioretti. Allora, dopo aver visto Baldini Mutande, Camilleri ha l'ispirazione per un nuovo libro. Montalbano ce l'ha piccolo. Bravo. Fiorello. Allora adesso Fiorello. Sì? Fiorello. Guarda. Mi senti? Guarda. Io sento sì, ma non vedo purtroppo. Fiore, mi senti? Sì, ti sento, chi sei? Fiore, Stefano Domenicali, ciao. Ciao, ma che io non so. Collegamento in diretta.
Ma siete a Silverstone? Silverstone, esatto. Ma dai, noi siamo qui in Inghilterra, sì. Ciao, come stai? Bene, bene, siamo durante le prove libere, però abbiamo una sorpresa per te. Sì. Abbiamo pochi minuti perché siamo durante i nostri briefing, ma sono con una persona un po' famosa. Buongiorno. Ciao a tutti. Ma non ci credo, ciao Sciumi! Ciao Pirello. Come stai? Come Tutto a stai? posto, grazie. Complimenti per l'italiano, ormai ti sei lanciato, cioè parli benissimo. Arriva il satellite. Poco, sì, grazie. In questo momento sei in diretta in tutta Italia con la radio, ma ti vedono anche in televisione. Sì, ho sentito, Stefano mi ha detto. Ti ha spiegato chi siamo? Ti ha detto chi siamo? Senti lui. Aspetta che ti faccio. Senti, grazie come vanno le cose? Come vanno le cose? Adesso abbiamo fatto quasi un giro, era normale, vediamo dopo, ma adesso solo vogliamo dire saluti a tutti e praticamente a lei per l'ultima situazione. Siamo contenti per essere con lei adesso. Con noi. Buon divertimento. Grazie. Allora aspetta, noi gli facciamo intanto gli in bocca al lupo, sì, per la gara che ci sarà quando? Domenica, no? Questa, sì. Oggi che è venerdì, dopodomani. Ecco. E poi vogliamo fare anche gli in bocca al lupo perché oggi iniziano i mondiali, no? Di calcio, so che a lui gli piace il calcio e oggi esordisce anche la nazionale tedesca, oggi gioca contro una squadra durissima, difficilissima, Costa Rica, no? Sì. Ha riso magari. Grazie. È dura oggi, è dura. È molto dura, è sempre dura. È sempre dura. Come lo vedi il calcio italiano? Loro giocano anche? Ne parliamo poi dopo. Bella, bravo Sciumi, vieni a lavorare con noi perché vedo che hai la battuta pronta. Okay. Va bene Fiore. Mi scusa, adesso io devo lavorare un piccolo cosa, ma buon divertimento, buona giornata. Grazie ciao, a te, saluti. ciao Schumacher, questa è una bella sorpresa, devo dire. Grazie Stefano Domenicali. Ciao, scusate che mi cambio le scarpe. Sì. Cambiate le scarpe. Ciao Stefano. Eccolo là, non ci sente più. Quanto ci è costato sta cosa? Pensa te che ora lui deve risalire in macchina e riprendere tutti quelli che ma questa è una bella sorpresa. Adesso Schumacher in diretta, gli amici della radio certo. che ascoltano la radio si saranno divertiti un mondo. Sì, perlomeno noi abbiamo visto. Sappiate che c'era Schumacher seduto vestito di rosso con Stefano Domenicali. Certo. Ha fatto una bella battuta, però devo dire. Perché voi cosa ne pensi del calcio italiano? Voi giocate anche. Calci su. Questa. Sì. Attenzione, sì. Cos'è? Ai. Attenzione, ieri discorso di Napolitano alla CSM, giustizia troppo lenta, Mastella smentisce e dice l'aria è cambiata, entro la settimana giungerà la sentenza definitiva per Bruto e gli assassini di Giulio Cesare. Sei veramente una spina nel fianco, no? Scusa, lo dico perché veramente è fantastico, è una spina sbuca dappertutto. Allora sappiate che tra un po' arriverà colui che di questo posto, cioè questo posto è la sua casa, questa via Asiago è la sua casa, sta per arrivare perché è veramente il nostro mentore, si dice mentore? Nel caso mio poi. Mentorone, nel caso tuo è mentorone, stiamo parlando di Gianni Boncompagni che arriverà. Quando si parla di Gianni Boncompagni si parla di radio ad alto livello, ad alto gradimento, anche se non c'è Arbore, che purtroppo Arbore ha preferito il premio Tarocco al premio Barocco, scusa, a noi, quindi magari ci collegheremo, lo chiamiamo, ma adesso signori il Quirinale, non possiamo far attendere il centralino
Sentiamo se c'è. Allora, squilla il telefono, ma il centralista mi sa che sta discutendo con un altro. Ho quest'idea, cioè vediamo se adesso ci risponde. Eccolo là, pronto? Uomo Quirinale Napolitano, buongiorno, cambio. Bene, viva Radio 2, volevamo parlare con il presidente, possibile? Guardi che il presidente purtroppo è occupato in una riunione di condominio con le più alte cariche dello Stato. Guardi, è la cambio. nostra ultima puntata, se ci fa parlare prometto che da domani non disturbiamo più, insomma. È una promessa? Sì, è una promessa, la mia parola. È la stessa di colui che mi deve dare 8.000 euro persi con le nostre partite a Adesso scommessa? non divulghiamo il Mondovisione, per favore, ci passa il presidente, dai. Adesso provo, attenda in linea, sì, cambio, la va bene. metto un attimo in attesa. Sentiamo. Ehi. Questa ormai, dai, tutti. Ehi. Bene, grazie. Pronto? Sì, un attimo, che prima scusate, prima di passare Sì. la linea, una domanda. Prego. Chi ha messo il Sirtachì sotto Camilleri? Anche lei stava sentendo la radio, non. Lo so. Se scopriremo chi è stato glielo faremo sapere, non. Sì, è una vabbè. curiosità perché proprio Lo so. Vabbè. non ci capacitiamo neanche noi qui a Lo so. Quirinale. Ma non è che tutti i personaggi. Dai, sentiamo un attimo. Purtroppo ogni tanto mi torna in mente e non Quella riesco- cosa lì e non riesce a. Vabbè. Dicevo, siamo in linea con il Quirinale? Un attimo che Sì. metto il nastro. Sì. Metti il napo. Siete in linea con il nuovo Quirinale Napolitano. Sì. Se desiderate il casatiello diviso in 2 emicicli a forma di aula parlamentare, digitare 1. No, presidente. Se desiderate il cavalletto originale tirato in testa a Berlusconi, con ancora alcune gocce di sangue che si sciolgono il giorno 19 settembre, San Gennaro, digitare 2. No, neanche questo. Se desiderate il trenino elettrico Rivarossi bloccato sui binari da un comitato di Playmobil di Aversa che protestano contro un inceneritore, digitare 3. Neanche questo, volevamo parlare con il presidente. Se volete invece una statuetta di Andrea Camilleri che balla il Sirtachì, digitare 4. No, grazie. Vorremmo solo il presidente, se possibile. Va bene, provo a collegarvi con le stanze del Quirinale, Va dove il bene. Presidente sta tenendo una riunione di condominio con le principali cariche dello Stato. Vabbè, dai, sentiamo. Care paesane e care paesani, scusate un attimo, finisco la riunione di condominio e sono da voi. Grazie, presidente. Allora, Bertinotti, stiamo a sentire, Bertinotti, vieni. Quando stendi le mutande di cascio, strizzale bene che mi piovono tutte le gocce del balcone di sotto. Ma come stendere le mutande davanti a Montecitorio? Baldi, non ci si metta anche lei, vabbè. che siamo giunti a un compromesso dopo ore di discussione. Vabbè. Bertinotti stenderà le mutande ogni 3 giorni, quando ce ne avrà una bianca, una rossa e una verde. Certo, dai. Ora veniamo a Marini. Ah sì, il presidente del Senato di Franco Marini, no? Marini, ricordati gli orari condominiali. Dopo le 22 non si può più fare rumore a Palazzo Madama. Quindi il prossimo Viagra Party coi senatori a vita ve lo fate al Mucca stasera. Ma presidente, cosa avranno combinato mai? Che avranno fatto? Mamma mia. Glielo dico io, Bobby. Che hanno fatto? Glielo dico io. Ci dica. Hanno scassinato il bar del Senato e si sono ubriacati di Don Bairo Luvamaro. Hanno acchiappato a Oscar Luigi Scalfaro alle 2 di notte che litigava con un busto in bronzo di De Castro. Vabbè presidente, cambiamo argomento. Senta, è l'ultima puntata, potrebbe fare un discorso agli ascoltatori di Viva Radio 2? Di che? È la trasmissione di Fiorello e Baldini, Viva Radio 2. Ecco. Io pensavo che era Radio GR. Ma che GR? Parlamento. No. Ok.
che me ne fotta a me di vivere a tu. Visto che stiamo vi faccio quest'ultimo discorso asciutto e poi asciutto, fresco dal ciclo stile. Beh, alla Presidente ci faccia quest'ultimo discorso. Care paesane e care paesani, bene, stai lontana a sto cuore, sapevo io. a te volo cu pensiero, niente voglio e niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicuro chi sta amore, come io so, sicuro ed è. Tutti insieme. Oi vita mia, oi core, viste core, si stato prima amore. Sì? Ehi! 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 Che state facendo? Ehi! 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 Bene, vedo che tutti conoscevate già il mio discorso. L'unica cosa che mi resta da dirvi è l'articolo 1 della nuova Costituzione napolitana. Sentiamo. L'Italia è una repubblica fondata sulla ricerca di un lavoro. E vi lascio con un saluto all'Unione Europea, cioè la UE. 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 Away, 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 away. E con questa scusate, una domanda, che è successo? C'è stato una domanda al maestro Camilleri. Camilleri, è stato mai in Grecia? Qual è il secondo fine della domanda? Io non mi fido. No, era così, sempre per via del Sirtaki. Scusate, vedo un altro collocamento, amici della radio, non ci potete credere. Ma oggi proprio Pronto? Ma chi è? Abbiamo Giancarlo Fisichella! Ciao! Ciao! Allora siamo in collegamento, amici della radio, in collegamento con Giancarlo Fisichella. Come stai, Fisico? Bene, voi? Noi qui alla grande, lì c'è il sole, Ma no, guarda chi c'è dietro! Qui c'è un gran sole! Guarda chi c'è! C'è Briatori, ma dove siete? Al Silverstone o a Billionaire? Billionaire. Ciao patron! Chi sei? Chi sei? Ora fai il figo, vedi? Chi sei? Va bene, noi siamo quegli italiani sfigati qui che fanno la radio. Siete girati in mutande per Roma, no? Lo sai! Come stai, Flavio? L'ho visto ieri. Ah sì? Da lì ci avete visto? Sì, t'ho visto, promesso. Fisichella no, non vede mai niente lui. Ho comprato anch'io il CD per farlo sfilare in mutande, Baldini. Se Fisico arriva fra i primi, fa il giro dell'autodromo in mutande? Sì, se vince lo facciamo girare in mutande, te lo prometto. Potrebbe essere un'idea. Ok. Senti, abbiamo sentito prima di voi la Ferrari, c'era Schumacher che ha parlato con noi, ha detto che per voi in non italiano, c'è... no? Sì, in italiano perfetto. Perfetto. Hai capito cosa ha detto? Sì, no, devo dire di sì, si è capito, ha detto che hanno fatto buon giro e poi... E poi domani vedere una macchina strategia molto buona. Conosce anche lui il discorso? Fa l'imitazione di ma scusa Flavio, ma bravissimo. Senti, voi come siete messi invece? Che il vostro circuito questo? Il vostro circuito? No, ma credo che il circuito è buono per noi come per loro. Per tutti. Senti Fiore, io devo andare, voglio farti tanti auguri, siete tutti bravissimi, veramente. Grazie. Sono orgoglioso di essere un tuo amico. Io anch'io, Flavio. Senti, ma veramente, e credo che sei eccezionale, tutto il tuo gruppo, Baldini e tutti quanti, siete bravissimi. Grazie, ciao Flavio, buon lavoro. Ciao. Ciao Fisichella. Allora aspetta, devo dire una cosa. Aspetta. Sai perché la fidanzata di Baldini, dopo che è andato a letto con lui la prima volta, l'ha soprannominato Pit Stop? Ciao! Ciao! Bella!
Grazie Fisico! Tiro al piccione. Grazie, bellissimo. Senti, a Pistop, ora mo c'è un Pistop, c'è la telepromozione, è la radiopromozione. Quale? Quella mia. Quella tua che sì. dice che comincia e dice... sì, vorresti essere un non melone, te la ricordi un'arancia, neanche. una pera, una banana. Sentiamo. Vai. Arriva? Sì, c'è tempo. Ora ci mettono i sirtachidi sotto pure qua. Facciamo uno smeno. No? I bambini vi rifiutano, gli adulti vi snobano e per voi c'è solo un ruolo di controllo. All'improvviso c'hanno tutti premure in Formula 1, hai visto? Sono veloci. Dobbiamo andare. Scollegamento con Silverstone, ma quanto ci è costato, ragazzi? Allora, in questo momento siamo in diretta televisiva, però lo sai? Quindi ragazzi, fate finta di essere vivi, vai, fate... Eccoci signori, è arrivato con noi Gianni Boncompagni. Buongiorno Gianni. Buongiorno Boncompagni, come Senti, va? una proposta, vogliamo spegnere il riscaldamento? Che No, dite? no, purtroppo sono le luci. Acceso. Le No, luci. scherzo, dai, non siamo abituati. Da un po' che non vieni qua. Da qualche tempo, sì, 2 o 3 settimane. Dico, col tasso di... No, molti anni. Molti anni, però bei ricordi affiorano, no? Sì, qui abbiamo fatto bandiera gialla. Qua? Proprio qua? Se verrai... Guarda che monesi. No, quello non c'entra niente. No, quello non c'entra. No, però mi veniva come... subito. Sì. Quello era, scusa, mi sono confuso con quello di Bibi. È vero. Perché Bibi Ballandi, che è qui, aveva il bandiera gialla. Ma è dopo, però, 20 anni dopo. Voi 20 anni prima addirittura? Sì. Bandiera gialla, gruppi nuovi che venivano... Sì, dischi però, dischi. Mm. Ti ricordi un brano che avete lanciato voi, Sì. un cantante, una cantante, che poi è diventata... I Beatles. No, due veramente? così, insomma. No, vabbè, insomma, dai, abbiamo fatto... Però vennero, no? Vennero qui insieme ai Rolling Stones, fecero delle botte, si dettero qua, uno svenne lì, lo portarono via, ma davvero? Uno è morto addirittura, infatti... Io che ci credo. Non sai mai, quando parla sul serio o quando scherza. No, mi ha fatto ridere che stamattina è successa una cosa quando è arrivato i Boncompagni, si è seduto in redazione, è arrivato un signore che praticamente l'ha schiaffeggiato, in senso però con affetto, basta, pum, ciao Gianni, come sta? Quanto tempo? Pum. Io ho visto la sua espressione. Ma ti manca il tuo compagno ogni tanto? Non c'è, oggi noi ci vediamo spesso. Sarà? Non credo sia a fare questo premio di Rocco Barocco, no? No, è un altro premio Barocco. No. Ma sai, i misteri della radio, ci siamo collegati con Schumacher, con Silverstone, ci siamo collegati con Briatore e cose. Vuoi che con i potenti mezzi di Radio 2 e di Raisat magari dicessimo pronto? Eccola qua, Renzo Arbore! Ah, sorpresa, Ragazzacci, volevo sapere chi ha schiaffeggiato Boncompagni, perché lo volevo fare io da tanto tempo. Allora ve lo dico, posso dirlo? Sì. È il presidente di Raisat. Eccolo là, il presidente di Raisat. Che l'ha schiaffeggiato violentemente, spero. Molto violentemente. No, non è vero, era un buffetto. No? Un buffetto. Io pensavo che fosse un vecchio commilitone della radio, sai quelli che ti incontro per tanto tempo, tu non ti ricordi perché sono invecchiati moltissimo, e tu invece ti sei rinfrescata la memoria con la cosa. E stai con quei ragazzacci di Fiorello e Basini. Io ho visto quello spettacolo ignobile ieri sera al telegiornale. Anche mio padre l'ha visto. Siamo allo studio A, che tu ricordi bene, no? O forse non ricordi, certo. È la prima lettera dell'alfabeto italiano. Studio A. Vorrei dirvi una cattiveria, ma questo è il B, Senti una cosa, io sto al premio Barocco perché faccio questa cosa stasera con Frassica, do un premio a Frassica, ti ricordi di lui, Gianni? Sì, me lo ricordo benissimo. Quello che faceva Nino Frassica, come non me lo ricordo? È Rocco Barocco che c'entra? Bruno, quello Bruno con i baffi. Ho capito, no, perché credo fosse morto, no, ma no, tutti morti. E allora, siccome faccio questa cosa, però qui ho trovato dei talenti straordinari, sai la mia ricerca dei talenti. Per esempio, ho trovato un imitatore, e so che Fiorello gli piace moltissimo l'imitazione perché lui le fa benissimo. Di chi? Un clone vero di Enzo Iacchetti.
Sentiamo. Te lo posso passare, è un imitatore formidabile. Fammi sentire. Te lo faccio passare. Pronto? Senta, Giovanni. Ma devo già imitarlo? Sì, devo già imitarlo. Devo già imitarlo? Pronto? Sì. Bau bau micio micio. Lui sembra uguale. Però si sente che non è lui, È lui o non è lui? Certo che è lui. Ma lo fa uguale. Signor Ezio, come va signor Ezio? Va tutti i del suo Signor fratello. Bialystok. Conosce questo che gli parla adesso? Senta. Signor Bialystok, mi sente? L'ha riconosciuto. Sono il suo amico Bloom, come sta, socio? Sono Gianni Iannuzzi. Quante te ne dico? Devo ancora imitare Iacchetti. L'abbiamo capito che sei tu, Enzo, dai, che ci fai là? Vai, Enzo Iacchetti. Le veline! Chiamiamo le veline! Ma che ci fai là, Enzo? Chi è che parla? Sono Fiore, Fiore. No, io sono Gianni e lavoro qui all'albergo dove sta il signor Arbore e lui ha scoperto questa mia cosa, che ho la voce uguale a questo qua che fa scivola la notizia, come si chiama? Striscia la notizia, sì. Scivola la notizia e mi ha detto: vuoi parlare con Fiorello? Io dico: ma ci mancherebbe altro. Guarda che sei identico, poi per essere un pugliese riesci bene a fare. No, io sono immigrato, sono svizzero, emigrato in Puglia. Ha fatto alla rovescia lui. Nel Salento per lavoro. Nel Salento. Conti di salutarmi nei prossimi 10 minuti o forse no? Scusa. Adesso però Signor devo Iacchetti, continuare mi a sente? servire a tavola. Signor Iacchetti, mi sente? No, sono Iannuzzo io. Signor Iannuzzo, mi sente? Tu che sei nel Salento, si prende Radio 2. Radio 2, guarda, stanno ascoltando tutti, anche in spiaggia. Da ieri, quando l'abbiamo detto. Le veline! Vabbè, no. Salutiamo le veline, Enzo Iacchetti. Applauso, grazie. Ripasso il signor Arbore. Grazie, signor Iannuzzo. Se no si raffreddava. Grazie, ecco. ciao Enzo. Iannuzzo, la ringraziamo. Ora chi ci sarà adesso? Pronto, sono il signor Arbore, ti è piaciuto Eccolo questo qua. imitatore? Guarda, era identico, cioè, non era neanche era un clone praticamente. No, non un clone, sì, sono formidabile, guarda. Senti, noi continueremo qui ad Lipton fino alle 4:30. Siamo anche in TV. Adesso vi accendo. Come? Adesso vi accendo perché stiamo. Ok, allora accendici. Accendici, ascoltaci qua, Boncompagni ti saluta. Va bene, viva la radio. E viva la radio, Renzo Arbore. Tanti auguri per voi, ciao. Grazie. Allora, facciamo una pausa musicale. Abbiamo il primo degli ospiti, dei ragazzi lanciati qui da questo programma. Sono gli F4, eccoli qua, gli F4 che arrivano, un gruppo di giovanissimi ragazzi che salgono, stanno salendo sul palco, si preparano. Avete bisogno di un po' di tempo? No, tipo quanto? Tipo 20 minuti ce la fanno. Vai, eccoli qua, giovani, freschi, guardateli che belli che sono. Allora, un pezzo, chi è? Niente, mi ha salutato, non riesco a ciao. Uno dei boss. Allora, siete pronti? Allora, gli F4 con una canzone che abbiamo mandato per un periodo di tempo qui a Viva Radio 2. Fammi un sorriso, gli F4. Vai! Ciao a tutti, grazie. Tutto live. Olè. Come si fa a parlare se non ho niente da dire, se non ho fiato per gonfiare le parole? Come si fa a piacere agli altri senza farsi del male, ad orientarsi su una barca in mezzo al mare? Come si fa a cantare una canzone d'amore a una musica senza parole? Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso e poi dimmi che è una lacrima è una scusa per non dirmi una bugia. Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso. Grazie maestro Cremolesi. Come si fa
gettare via una storia d'amore, senza lacrime, senza dolore. Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso e poi dimmi che una lacrima è una scusa per non dirmi una bugia. Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso. Na 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 Di F4 via Radio 2 che tra l'altro venerdì prossimo uscirà il loro primo CD, incredibile, il primo. Maestro Camilleri, ha sentito questi ragazzi giovani? Sì. Però ragazzi, mi raccomando, dovete leggere, perché leggere è importante, vero maestro? Sì. E soprattutto i libri di Camilleri. No, va bene, leggere. Lo so, però se vi capita, dimmi Gianni. Scusa, no. Sì. Perché abbiamo parlato con Sartori, che come sai è fondamentale. E abbiamo detto di fare una trasmissione su RaiSat Extra, televisiva ovviamente, e farla diventare un grande successo radiofonico. Ah sì? Si può fare? Capito? Sì, cioè fare il passo inverso, capito? Vero, non no? so. Proviamoci, giudici che fanno allora vedete che da in cosa nasce cosa? Televisivo, in silenzio televisivo e di botto mandandolo anche diventa un grande successo, un grandissimo successo. Io ci sto, si potrebbe fare giudice a posto, tutto a posto. Tu ci sei Gianluca? Sì, sono qua. Allora a posto, parlavo vedi dei giovani con il maestro Camilleri che sono qua, gli F4, grazie, adesso ce ne sono tanti altri, ma adesso abbiamo un grazie ragazzi, abbiamo un personaggio che è lo smemorato di Colombo. Poverino. Ora lo smemorato, siamo all'ultima puntata, un uomo che non si ricorda più chi è, non si ricorda. Vive questo dramma interiore brutta, e per l'ultima volta lo sentiremo oggi. Io non so cosa succederà oggi. Maestro Camilleri, lei l'ha mai sentito lo smemorato? Di Cologno? Sì, l'ho sentito. Poverino, Quello di Cologno Monzese o quello di Cologno? Quello di Cologno, quello di Cologno. Un attimo. Va bene, dai, proviamo a chiamarlo, sentiamo se risponde. Sentiamo se... squillano due telefonini contemporaneamente. Ecco, la stiamo chiamando noi, infatti, squilla perché la stiamo chiamando noi. Pronto? Smemorato? Pronto? Come va? Buongiorno, con chi parlo? Siamo noi della radio. Mi consenta, quale radio? Radio 2, Baldini, Marco Baldini. Baldini. Ma smemorato, Baldini. La sua memoria è peggiorata, Lo so, ma è come se avessi un vuoto di memoria negli ultimi mesi. Lo sappiamo, sono mesi che ne parliamo, scusi. Scusi, ma lei con chi pensa di parlarmi? Con lei, con lo smemorato. Smemorato un cacchio. Ecco. Io sono Silvio Berlusconi. Ci scusi, Presidente, a questo numero ci rispondeva sempre lo smemorato, non so, come ha fatto, scusi, giusto a scoprire la sua identità? Noi abbiamo provato in mille modi a aiutarla, ma non ce l'abbiamo mai fatto. Vi siete dimenticati di suggerire il modo più semplice. Qual è? Nel mio portafoglio c'era la carta d'identità. Pensa te, dopo mesi. Lasciamo perdere. Però non ricordo più nulla, e dico nulla, degli ultimi mesi. Beh, intanto sappiamo chi è. Forse mi potete aiutare. Allora, mi ricordo solo chi sono, ma non cosa ho fatto. Beh, lo so, è un miglioramento. Intanto sappiamo sono chi è. Silvio. Poi vedremo cosa ha fatto, vedremo, insomma. È quello che dico anch'io. Sappiamo chi sono. Sì. E quello che ho fatto lo vedremo, appunto, ma non dovrà essere giudicato con dei semplici teoremi. Ci vogliono le prove. Vabbè, adesso non si ora per favore mi aiuti. Va bene, cosa vuole che le dica? Allora vorrei qualche notizia sull'economia, la politica. Economia, ultimi mesi. Fiorani le dice qualcosa? Fiorani me lo ricordo, è un amico. Un grande imprenditore rampante, di quelli che piacciono a me. Bah, insomma. Che ha fatto il grande Fiori? Beh, insomma, è stato arrestato perché è accusato di aver rubato dai conti dei propri clienti, veda lei, insomma.
Sì, ho detto che lo ricordo, ma non benissimo. Non ci siamo mai visti. Lo dico sempre io, mai fidarsi delle banche. Io per esempio i soldi li tengo sotto il materasso, infatti dormo a 3 metri d'altezza. Senta, una domanda, il mio Milan ha vinto, vero? No, ha vinto la Juve, però anche lì ci sono dei casini perché pare che Ginaudo e Moggi abbiano condizionato le partite, insomma una cosa lì. Mai sentiti nominare? Ma come li hanno scoperti? Tutti con le intercettazioni telefoniche, scusi. Scusi, ma la sento malissimo, la linea è disturbata. Ci sentiamo un altro giorno. Ma no, non si preoccupi, non ci abbiamo niente da nascondere, non si preoccupi. Speriamo. Io l'ho già detto, non mi ricordo di quello che ho fatto negli ultimi mesi, però tutto quello che precede questi ultimi mesi me lo ricordo benissimo. Ed è meglio non parlarne per telefono. Allora di cosa vuole parlare? Scusi, non so. Tanto per cambiare parlassimo un po' di me. Beh, non facciamo altro, però va bene, dai. Per esempio, il mio governo come va? A gonfie vele, come al solito, spero. Bah, il suo governo, senta, ma non se lo ricorda che ogni 5 anni si vota? Si sono fatte le elezioni? Sì, certo, nient'altro che una formalità. Li abbiamo bastonati, vero? Non proprio. Ho capito, abbiamo vinto di poco, ma abbiamo vinto. Ma vorrei ricordare a tutti che in democrazia anche una lettura di misura è sempre e comunque un'affermazione definitiva, incontestabile, stracrivio. No, guardi, non è andata così, no, mi dispiace. Continuo a essere disturbata questa linea, non la sento. Non è andata proprio così. Baldini, mi devo preoccupare? Insomma... Proprio ora che ho ritrovato la memoria? Guardi, prendo l'agenda, mi faccio un riassunto veloce. Allora, Andreotti, la vecchia volpe. Ha votato contro di voi al Senato. B. Bertinotti, Presidente della Camera. Baldini, sia serio, non faccia battute. Devo dirlo. Fazio della Banca d'Italia. Sostituito. Galliani. Interrogato da Saverio Borrelli. Quello di Mani Pulite? Sì. Scusi Baldini, un'ultima domanda, ma quel discorso di qualche mese fa in cui si parlava di me come Presidente della Repubblica, mi hanno eletto? No, il Presidente Giorgio Napolitano. Il comunista? Sì. Gesù. Che succede? Non lo so, ma se lei mi dice Napolitano, io dico Gesù. Presidente, se ne faccia una ragione, avete perso. Oddio. Niente. Gesù. Si sta perdendo. Gesù. Sta ricadendo. Mi sto perdendo. Un'altra volta. Mi sto perdendo. Chiamate un'infermiera. Niente, lo stanno portando via. Pronto? Pronto? Sì. Presidente? Cosa? Presidente, era al telefono con noi. Con chi? Con Viva Radio 2, Baldini, si ricorda? Cos'è? Come cos'è? Ha riperso Pronto? Ha riperso la memoria un'altra volta. Cos'è questa cosa che ho nelle mani? È una cornetta del telefono. Cornetta del telefono? Serve per parlare a distanza. Non mi ricordo più nulla. Ho riperso la memoria, ecco. Porca paletta. Lo smemorato di Cologno è tornato fra noi. Eccolo. Attenzione, ultima ora, Silvio Berlusconi guarda Viva Radio 2 su Rai Sat Extra e dichiara: è una vergogna che quel Fiorello mi imiti, con i tacchi sono almeno 5 centimetri più alto di lui. Vabbè. Allora senti, posso cantare una canzone? C'è una c'è canzone, la pubblicità guarda. prima però. Lascia stare, che serve la pubblicità? Se ci pagano. Ah sì, allora, pubblicità. Sì. Guarda cosa ho trovato. Ho trovato, c'è scritto I saw the... Gauro, ma sì.
Caldo, dov'è il... Deve andare dal ginecologo, quindi... Sì, vai? Io sì. Adesso ti salutiamo e te ne vai, salutiamo Arbore, ti salutiamo... Al brancaggio? Bello! Ragazzi, ci vuole... Mi date dell'acqua? C'è qua sotto, vieni sotto. Me ne dai? Mamma, vuoi? Acqua? Volete? Non hai bicchieri? Ah! È talmente frizzante. Te ne vai, Giovanni? Ciao. Grazie, ci sentiamo. Grazie. Ti piace? Mio cognato doveva essere qua a 39 di devo salutare 300 persone. Cosa vuoi fare? Mina? No, farei Cassano, Bellucci. Ok. Ci siamo? Pubblico, mi servite? Dovete fare una cosa adesso, Sì! E poi tingeria, Acqua fresca non c'è, questa è caldissima. No, questa è frizzantissima soprattutto. Ma la mia torta si sarà sciolta nel gabbiotto, hai presumo. C'è un po' di fredda, c'è? In tutti e 2 mesi di liceo. Come vuoi? Non me lo fare più. Yeah. Oh, fammi onta. Senti, fammi la canzone siciliana che gli devo far sentire a maestro. Maestro Camilleri, senta questa. Lo sole sta spuntando in cielo mare e voi, belluzza mia, dormite ancora. La cerri sono stanchi di cantare. Benvenuti alla Trinacria per tutti. E a freddo li t'aspettano qua fuori, rincia le barconetti subusati. E aspetta, fammi vedere che c'è scritto una maglietta. Maestro, guarda che aveva scritto una maglietta. Maestro, sono di Agrigento, io mi conosce? Non lo so. Vabbè, mi conosce di Agrigento? Io qua, maestro. Eccolo là, viene. Ne approfitto. Certo. Di Agrigento. A me Giorgentano mi piacciono. Ma perché? Piacciono i marinesi. Giorgentano. Però io per ricordarmi che vengo da là, una maglietta mi ci ho scritto. Senta come canta poi, sente. Sì. Ora. Ma tu devi cantare. No, tu non devi preoccupare. Tu mettiti là. Ma siamo in radio? Sì, siamo in onda. E che ne so io? Eravamo in onda. Allora, sei pronto, Cremonesi? Intanto volevamo salutare Gianni Boncompagni che deve andare dal ginecologo, mi ha detto. Sì. Me l'ha detto lui. Perché ridi? È lui il ginecologo. E noi volevamo salutarlo con un grande applauso, grazie di averci onorato della sua presenza. È stato un onore, ragazzi. I nostri apripista. Pubblico, ci siete? Mi dovete fare bom 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 bom. Ok? Facile. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I saw the light on the night that passed by our window. I saw the flickering shadow of love and a blind. She was my woman, and she beside me was when all out on my mind. I
non trova il segno. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt a knife in my hand. She loved it no more. My. Regina ed io il tuo re. Che ridi? Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Tutto live! Sì. Tutto live! Marino, mi parli più vicino che mi fai da ventilatore perché io fa un caldo atomico, grazie. No, ancora. Ciao Marco. Ciao. Come stai? Bene, uomo di sé perché. Senti, volevo chiederti una cosa strana, volevo dirti. Ma tu non so niente, te lo dico prima. Sai perché se incontri lo Yeti, anche se dire aiuto in tibetano non ti serve a nulla? Ho idea, ma non lo so. Dovresti saperlo, roba da matti. Senti, volevo dirti una cosa. Sì. Sai perché se la gente ti tocca la schiena prima di giocare la schedina, forse la tua scoliosi è più grave del previsto? Ho idea, ma non lo so. Senti, un'altra domanda volevo farti, prego. ma proprio così perché sei un amico. Sai perché se fotografi Emma Bonino e Livia Turco in topless e i rullini si impressionano? Ho idea. Senti, ti dico l'ultima, perché dopo meglio. ci sono i Tintoria che devono cantare. Il Tintoria, Senti, sai perché è brutto trovare macchie di rossetto sulla tazza al bar, ma è peggio trovarle sulla tazza del bagno? Grazie all'uomo di sai perché. Attenzione, notizia di oggi, fresca sui TG di mezzogiorno, perché forse verranno annullate le nozze tra Camilla Parker Bowles e Carlo d'Inghilterra, perché il matrimonio infatti non è stato ancora consumato. I due non riescono a decidere su chi deve fare l'uomo e chi deve fare la donna. Lucio Dalla in costume da bagno a Riccione nel corso di una toccante cerimonia è stato nominato Corpo Forestale dello Stato. Non l'hai capita questa? Mi dispiace, mia moglie non l'ha capita questa perché non l'ha sentita, ma io non te la posso ripetere adesso. Te la dirò in privato. Era Lucio Dalla in costume da bagno a Riccione nel corso di una toccante cerimonia è stato nominato Corpo Forestale dello Stato. Però si ride anche la seconda volta. Incredibile. E allora diciamola pure 3 volte. Lucio Dalla come... Lo sai che ha fatto causa all'Alitalia? No, perché? Perché lui stava salendo una scaletta dell'aereo. Purtroppo i piedi sono stati risucchiati dalla turbina mentre saliva. Glabro era molto glabro. Allora abbiamo altri ragazzi che con noi insomma sono stati protagonisti direttamente da Agrigento, i Tintoria. Ciao Tinto. Ciao a tutti. No, volevo dire una cosa, siccome ieri sono venuto alle prove, ero l'ultimo, i ragazzi erano stremati, dovevamo fare in 2 minuti il pezzo. Io ho detto no, ma riduciamolo un po', così facciamo 1 minuto e 30, così dico 2 cose. La prima è che abbiamo fatto uno spettacolo noi dedicato al maestro Camilleri, a quel libro che hai letto tu. L'abbiamo intitolato Un chilo di fumo. Che vuol dire un'altra cosa. Comunque, un chilo di fumo. È una cosa importante, anche educativa. E poi vabbè, facciamo questo pezzo che poi c'ho 2 cose da dirti che ti mando a dire un tuo amico. Va bene, quando il vuoi. pezzo, vabbè, si intitola Stunz. Appunto Stunz, i Tintoria dal vivo.
Analizzando tutto quanto sto toccando il fondo, lo vedo, lo sento e me ne rendo conto. La scuola fa male, famiglia mi stressa, mi odiano e molti e non pratico il sesso. Sesso, delle mie trame, quando potrò anch'io entrare dentro al Torreane. Mentre aspetto il freddo per entrare in discoteca, ne faccio un'altra al volo e il butta fuori in breca. Il butta fuori è un pezzo si sente figo invece è proprio si sente bello invece è proprio il miro se mi devo resettare e faccio le ore piccole davanti al tuo portale. Il mio sogno più grande è non dipendere dai grandi, avere uno stipendio per le mie storie importanti. Il direttore dell'ufficio pensa ad una cosa, la graduatoria, la carriera segretaria ansiosa. Mi parla solo se concordo con la sua opinione e se mi tratta male lo fa solo a punti bene. Il direttore è un si sente una risata invece si sente bella invece proprio Allora agli applausi del maestro Camilleri, bravo. Guarda, ti manda a salutare Chi? Salvo Ficarra di Ficarra e Picone, No. e ti dice che suo figlio sarà un maschio che non vede l'ora di uscire con tua figlia. Attenzione, È così. questa è una cosa che poi ne dobbiamo E poi- parlare. guarda. e È poi- spuntata la coppola. E poi ha detto un'altra cosa, Sì. un'altra cosa di quella E dilla. Facevi prima con un pizzino, facevi Vabbè. prima. quella cosa di Quale? Su! Niente, ha detto un intercalare nostro così. Dici che Grazie. ci vediamo dopo poi. Sì. Ci vediamo sott'acqua. Sì, sott'acqua con Ficarra e Picone. Ringraziamo i Tintoria. Attenzione signore, il momento della classe, un'attrice che vi sta facendo conoscere in tutto il mondo, e qui Joe Ciampa e Joe Farrell possono testimoniare Monica Bellucci come questa nostra attrice italiana si stia facendo largo proprio Sì, nel in mondo, tutto il mondo, c'è la bellezza italiana rappresentata da Monica Bellucci e noi in collegamento l'abbiamo qua. con il bello Joe Ciampa che sta traducendo, io ti parlo un po' lento così tu possa tradurre, in collegamento con noi direttamente da Parigi. Monica Bellucci, buongiorno Monica. Ah, eccola. Ciao. Come Grazie va? di essere con noi. Buongiorno. Buongiorno. Oggi per noi è un po' come l'ultimo giorno di scuola. Sì. Hai visto c'è Joe Ciampa da Los Angeles, la conosci tu che pratichi? Ah, comment ça va? No, è Los Angeles. Americano. Sì. Je parle pas lei parla solo francese. Seulement français et un peu d'italien. Ma non sei di Città di Castello, Monica. un po'. Di Perugia. Là. Davvero? Sì, è vero. Dicevamo, è un po' come l'ultimo giorno di scuola, hai presente? L'ultima puntata. Certo che ho presente. Ricordo che mi sono divertita tantissimo in tutte e 2 le settimane del liceo. Ah, ecco. Due ne hai fatte. Esatto. Due ne ho fatte. Senti, quest'anno vai in vacanza. Dove vai in vacanza una dea come te? Beh, chiamarmi addirittura Dea mi sembra esagerato, no? insomma, esagerato. Comunque volevo fare una crociera sul Mar Rosso, ma l'ultima volta che ci sono stata, appena ho allargato le braccia, le acque si sono divise in 2. Dai, Monica. Su. Certo, guarda che per voi VIP è diventato un problema andare in vacanza. Hai letto adesso lì di cosa? Chi era? Bill Gates, che si è rifiutato di pagare 15.000 euro per attraccare la barca in Sardegna. È giusto perché è una questione di principio. Ah, sì? Trovare 15.000 euro di monetine per il parcometro è una mazzata, no? Va bene, senti, adesso avrai tempo di stare sotto l'ombrellone, rilassarti, magari fare quei test, sai, delle riviste, quelli estivi. Quelli tipo scopri se il tuo uomo ti tradisce. Sì, quelli. Sinceramente li ritengo una perdita di tempo. Ah, sì? L'estate scorsa io, mio marito e la sua amante ne abbiamo fatto uno e non ci ha azzeccato per niente. Scusate, un avviso di chiamata. A noi? È la mia mamma, vi metto un attimo in attesa. Vabbè, se aspettiamo, Arrivo veloce subito, però, grazie, grazie. Dai, sì. Pronto, ma? Male. Sta tutto a posto? La classe proprio. Beata te, ma io invece è un periodo che c'ho una fiatella. Non lo so, ma ti dico solo che quando ho messo la mano a conchetta, no? Per sentirmela, mi
Piva Baldini? Sì, ma sento scusate. oggetti che si rompono, la botte, che è? Achetez-moi c'est tout bois. Mamma mia! Je l'ai mandato. No, fare siamo ho dimenticato. siamo in TV. Che facciamo Monica! Era tuo marito Vincent Cassel. Oui. E che stava facendo, scusa? Niente, sta aprendo il frigorifero. Ah, vabbè. Grazie a Monica Bellucci. Eccola, la nostra Monica Germani. Attenzione, notizia! Una notizia, maestro Camilleri, una notizia, il ministro della giustizia Mastella sta stilando un decreto per decidere chi potrà ottenere la grazia e chi no. Il decreto Mastella è già meglio conosciuto con il nome di decreto Ambarabà Cici Coco. Vabbè, due risate. Io dico, l'ultima puntata andare in galera non è il massimo della vita. Signori, ancora musica, una delle nostre, possiamo dire scoperta, lo possiamo dire, una delle più interessanti, tutte interessanti, tutti bravissimi, ma quella di Mahler, che accogliamo con un applauso. Mahler, ciao a tutti. Lo dico sempre, lo ricordo, uscita Sede Rai di Bologna, mi viene consegnato il CD, lo ascolto in macchina e il giorno dopo era in diretta su Radio 2. La canzone si intitola, maestro, senta che titolo c'ha la canzone che canta, Il demone del tardi. Potrebbe essere il titolo di un film, di un libro. Demone del tardi. Sentiamo Mahler. Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo. Lei scende le scale, consola me, le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma mi dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù. E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai. Grazie a tutti. Ciao Mahler. a te, Mahler. Grande. Dimmi Gianluca Guidi. Ma volevo fare i complimenti al batterista, a parte tutti gli altri molto bravi. Il batterista è straordinario perché leggeva la parte e non è un pezzo, credo, facilissimo per drummer questo. No, per drummer. John Drummer. John Drummer, sì, è un personaggio. Non è un pezzo facile. No, per il batterista, ma nemmeno so è. Però il batterista mi ha affascinato, vogliamo fargli un applauso. Certo. Grande Massimo Pacciani. Scusa, Pipa da Costa. Pipa da Costa, vi faccio sentire come Pipa da Costa interpreta un brano, L'immensità. un cult. No, l'immensità non so se la conosce. Conosci l'immensità, Pipa da Costa? Io sono sicuro che
No, non la conosco. non la conosco. Potete prepararlo Pipa da Costa in modo che quando uno dice Pipa da Costa lui è già pronto? Sì. Attacca un quarto d'ora di cavi. Sì, ogni volta che dici Pipa da Costa posa la canna. Sono prendi la brasiliano, chitarra, Fai fai quello, ci vuole mezz'ora. Sono brasiliano. Perché? I brasiliani sono più lenti, tranquilli. Soprattutto di Bahia. Salvador sì. di Bahia dicono che i baiani sono prigoni. Non sanno? Sono pigroni. Ah, pigrone. Però non sono pigroni. Sono pigrone. Senti pigrone, tu fai fai benissimo un pezzo di Vasco Rossi. Quello bello che tu lo fai in brasiliano, Alba Chiara. La Maior è bellissimo, La Maior. Attenzione, La Maior, viva Radio 2, Pipa da Costa. Respira baixo pra não fazer barulho, adormece à noite e acorda com sol. Tem cheiro da madrugada, refresca como água. Fica tímido se alguém te olha e é fantástica quando está a pensar nos seus problemas, nos seus desejos. Se veste simplesmente, não usa mais nada que possa chamar a atenção. Em particular, só pra ninguém lhe olhar. E com um rostinho de menina caminha na estrada mordendo a maçã. Com o livro da escola faz bem estudar. Você tem que se orgulhar. E os seus olhos tão bonito e grande que eu vejo muito sincero. Se vê o que você pensa, o que você sonha. Pipa da Costa. Grande. Obrigado. Attenzione, dopo Alba Chiara di Pipa da Costa in versione brasiliana è apparso uno striscione in via Asiago con sopra scritto Viva la Pipa. Bravo, grande. Dimmi Gianluca. No, è bello perché il portoghese aiuta molto la musica, è una lingua molto musicale, come l'inglese. Se tu fai il contrario, traduci una cosa portoghese, non so, di Jobim, in italiano, sembra sempre una cosa d'Armata Rossa. Tipo, ad esempio? Ma adesso non so, non mi viene in mente, le traduzioni quelle che facevano negli anni 60 pur di beccare di qualche soldino di SIAE. Erano, non so, la ragazza di Ipanema. Era terrificante, ma non la so. Però c'è chi ha scritto di Bernstein, per esempio su Bernstein hanno scritto Maria, flagello dell'anima mia, che è una cosa che non si può sentire. C'hai ragione, Maria. Invece loro sono fortunatissimi che hanno questo Bahia, flagello dell'anima mia. Incredibile. Maestro Camilleri, lei è stato tradotto in quante lingue? 27. Questa è una delle lingue in tutte e due. 27 lingue nel mondo, i libri di Camilleri, pensate. Mi manca il cinese e l'arabo. In America è arrivato in America? Sì. Gio Ciampa è arrivato in America? Sì, l'ha tradotto la Penguin Book, le pubblica. Chi li pubblica? Penguin. Ah, Penguin Book, sì. Book. Quella di Magalli, no? Sì, esatto. Hai capito che c'è roba da matti, incredibile. Attenzione, pensa che il libro di Baldini stanno ancora tentando di tradurlo in italiano. Esatto, non ci riescono. E non ci riescono. Allora adesso ci colleghiamo con chi, ragazzi? Sì, ci abbiamo Cuba. Sì, Gianni Minà. Dovrebbe essere ancora a Roma, non si sa, adesso vediamo. No, ma sicuramente era qua, dunque sentiamo se si trova ancora qua. Lungo il numero, sentiamo se prende la linea. Sentiamo. Ecco, abbiamo il collegamento con Cuba. Pronto? Siamo qua. Signor Minà, buongiorno, si trova ancora a Roma? No, siamo tornati a Cuba, come potete vedere. Vediamo se avete la televisione oggi. Sì. Bene, forse è saltato tutto. Ah sì? Sì, non vedo più nulla nei monitor. Non ci è da siamo mo' che non c'è più nulla nei monitor. Dicevo, vabbè, sì. no, non ci sono mai stati. Non ci sono mai stati, fantastico. Siamo tornati a Cuba con un volo della compagnia bandiera cubana. Come si chiama? L'Elicastro. Ecco. Siete tornati perché è finita la vacanza lì con la parrocchia di Don Paco? No, veramente no, siamo fuggiti. No, fuggiti? Come mai? Cosa è successo? Nulla di particolare, siamo andati a mangiare da Checco il carrettiere e Fidel, dopo essersi fatto fuori la solita cassa di Pampero, ha fatto scattare la solita rissa. Ho capito, siete scappati per la rissa? Insomma. Assolutamente no. Ecco, abbiamo sfasciato il locale e al povero Checco lo abbiamo messo nella pentola della coda alla vaccinare. Poi dopo aver steso l'ultimo cameriere siamo andati a bere
del Pampero a Campo dei Fiori. Ancora bene, ma non eravate già un po' brilli? Brilli no, ubriachi come cucuzzi. Appunto. Ricordo che Fidel voleva battere la statua di Giordano Bruno e rimpiazzarla con una di Che Guevara. Ah, ho capito. E com'è finita? Non ricordo bene. Meglio. Per ora la piazza si chiama Castro dei Fiori. Poi ricordo, ma un ricordo labile, di esserci ritrovati a bordo dell'aereo che rullava sulla pista, inseguiti dalla polizia. Ecco. A proposito, che vi serve una statua di Giordano Bruno in bronzo da 3.000 kg? Che qui non sappiamo cosa fare. No, grazie, signor Minardi. Ma ci dica cosa sta facendo ora a Cuba? Sto curando a La Habana la realizzazione di un centro culturale polifunzionale con tante attività al suo interno. Bello, che tipo di attività? Ci sarà una mostra di libri sulle eroiche gesta di Fidel, il celebre Cuba Libro. Certo. Poi all'interno si svolgerà anche una manifestazione canora, il festival di Castro Caro. Anche la religione avrà la sua parte, con il corso educativo La Chiesa e i suoi fedeli. Poi realizzeremo all'interno anche un bar ben fornito. Vi si troverà del Pampero e la famosa birra cubana. Qual è? La Peron Castro Azzurro. Ah, bene. Senta, ma a chi vengono in mente queste idee? Beh, siamo pochi. Il solito manipolo di eroi. Poche persone. Siamo io, Fidel, Pago Pegna, Sotomayor, Ivan Pedrosa, Teofilo Stevens, Naike Rivelli, Alberto Malusci, Emerson Lake e Palmer, Ever Zigova, Letizia di Spagna, Riccardo Scamarcio, Alessandro Renica, Anna Tatangelo, Stefania Craxi, Clemente Mimun, Resenbrink, Rosanna Banfi, Ugo Di Chiero, Tide Lombardo, I Depeche Mode, Emanuela Falcetti, Santo e John, la Steaua di Bucarest, tutto, Carmen Consoli e Rino Gattuso. Grazie signor Minà, grazie, arrivederci. Grazie. Eroi, grazie. Ecco qua. Buona. Adesso pubblicità, dai, ci fermiamo un istante, dai. Dobbiamo rifiatare, bello. Ti è venuto un alone a forma di cuore. Vero? Dov'è? Dall'altra parte. Perché a me mi suda solo l'ascella destra, non so perché. Perché sei mancino. Senti una cosa, Rossi. Allora, facciamo preparare il clanzero nel frattempo. Pronti, Ciao Fiore, in bocca al lupo. Ciao. Poi che personaggio vuoi fare? Facciamo il mostro inviato che ai mondiali. Che dici? No, vorrei fare... Cosa? Di ricordare la cosa che alle 17:30 andiamo. Mostro inviato. Che parla dei mondiali. Quando finiamo? Alle 4. No, 3:30. 3:30 abbiamo il telegiornale. Ciao. Finiamo alle 3:30. Grazie. Alle 3:30, allora facciamo i cantanti su. Dai, cosa manca? Dimmi tu. Mike dov'è? Mike alla fine. Oh, grazie. I cantanti. Ah, certo. Continuiamo. Come no? Ormai abbiamo aperto la strada. Giusto. Grazie mille. Ora la saluto e va, appena riprende. Quanto manca? Riprendiamo? Ricordiamoci di salutare gli spostatori. Allora ci sei? Chi tocca, ragazzi? Clan Zero? Ti brucio viva? Vai. Ignazio, ti consiglio. Ignazio, metti comunque la casa. Ok. Sì, lo so, appena lo salutiamo. Ok. Ma già si sente la mia voce o no? Sì. Si sente? Mamma 93.4 è canale 121? 120. Siamo in diretta televisiva, in questo momento ci vedono. Ah sì? Sì. Dov'è? Sì. Dove siete? Io non so più dove sono, in TV, radio. Sì. Non so più dove sono io. Ma che te frega? Un reality. Ci siamo? Sì. Io. Vabbè, visto che lo dici tu, Ancora lo puoi dire, pubblicità. dai, lo puoi dire. Chi è che parla? Un minuto! E tu Il sindachi Salve a tutti. Ciao. Wow. Quanto manca? 10? Ci siamo?
C'è un po' d'acqua, niente. No, acqua e bicchieri non ne vogliamo noi. Via acqua. Vogliamo solo acqua tiepida se c'è. Un po' bollita se c'è. Acqua tiepida vogliamo. Bicchieri via, non ne vogliamo acqua. Niente. Minchia, stiamo morendo. Guarda come sono ridotto. Questo è buono. Una casata. Acqua. Questa lascia stare. Eccoci. Rieccoci, via Siago in diretta per gli amici della radio e della TV anche. Consentiteci di salutare il maestro Camilleri che ci lascia. Grazie per la visita, grazie di essere stato con noi e ricordiamo che in tutte le edicole, se volete un po' di Camilleri a casa vostra, potete averlo con un filo di fumo. Grazie maestro. Grazie, mi devo scusare, mi ha chiamato il ginecologo di Boncompagni per un consulto. Scusate. E poi grazie, arrivederci. Grazie. E sta andando a fare un corso di Sirtaki. Sì. Eccolo là. Grazie maestro, grazie. Che si incammina col suo solito passo alla Camilleri, ci lascia. Ecco. Grazie ragazzi, sono stato molto bene con voi oggi. Bene maestro. Non la riconosco senza il Sirtaki. Allora, sì, lo so, però mi raccomando, volevamo ricordare a tutti gli amici che stanno guardando Rai Sat che a partire dalle 17:30 a rotazione su Rai Extra, Rai Sat Extra ci sarà la replica di questo programma radio in TV fino a che morte non sopraggiunga. Quindi poi sarà la replica a rotazione perché un po' ti ruotano. Di continuo. Va bene. Allora abbiamo musica e dopodiché ci collegheremo con Nanni Moretti, credo. Sì, con Nanni Moretti, Nanni. abbiamo un'altra delle note scoperte, sono già sul palco. Abbiamo nel senso di uno. Un clan zero. Però siamo 4 in Siete tutto. in 4, lui li rappresenta con una canzone che abbiamo sentito parecchio tempo fa che era bella. Vi ricordate quella che faceva Ti brucio viva? Bella. Era molto carina. Molto femminista. Clan zero. Eccoli. Ti vedo con qualcuno, ti brucio viva. E non finisce qui perché se per caso te ne esci da sola ti brucio viva. Se mi parli di Marzio ti brucio viva. Ma se per un'ipotesi mi rompi con Fiorello ti brucio viva. No, non è questione di gelosia, siamo liberi di fare tutto quello che vuoi, ma al supermarket vicino da sola ti brucio viva. Sei, ti brucio viva, 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 ti brucio viva, 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 viva. E ancora in piscina per caso ti brucio in acqua e vedrai che ci riesco. Se parti con la famiglia ti taglio le gomme. No, non è questione di fedeltà, posso frequentare chiunque ti va, ma in discoteca di notte ti brucio viva. Sei, ti brucio viva, 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 viva. Ti brucio viva, 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 viva. Clan Zero, Ignazio Lagolla. Grazie Fiore per questa occasione. Grazie a voi. Attenzione, si gioca lunedì, lunedì Italia-Ghana, ragazzi, ricordate anche questo grosso incontro di calcio. Ad una domanda su cosa conoscesse del Ghana, Totti ha risposto le famose nozze, le nozze di Ghana, in cui l'acqua si trasforma in vino. Cioè, donna Ghana. Poi c'è un'altra ultima ora su, come ha detto, scusa? No, niente. No, ripeti. Donna Ghana. Sì, ragazzi, sai, volevo dirti una cosa, Baldini, sai perché le ragazze bilingue si fanno il b-piercing? Dovresti saperlo. Ma non lo so io, dunque non lo so, dai. Senti, sai perché
è bene essere presente al momento del parto di tua moglie, ma è meglio essere presenti al momento del concepimento. Sì, ho idea. Ma non lo sapevo, certo. no, certo. Senti, volevo dirti una cosa, prego, Marco. vai. Sai perché? Sai? No. Do you know why? No, è uguale anche in inglese. Do you know why? No. Sai perché se di notte, quando sei a letto con tua moglie, senti delle voci, o sei schizofrenico o sei cornuto? Sì, una delle due. Per forza. Cioè. Senti, a proposito, sai perché se ad Amsterdam offri 1.000 euro a una ragazza in vetrina e lei non si muove, forse stai rimorchiando un manichino? È probabile, sì. Senti, tu sai perché Porta a Porta è un bel programma? L'unico neo è Bruno Vespa. Certo, non lo so io. Lo so. Senti, ti dico l'ultimo, è su di te. Sì. È su di giusto, te, su di te. Potresti finire ora che è Senti, meglio. sai perché la prima volta che la tua fidanzata ha visto Enrico Cremonesi nudo ha capito che in fondo Marco non è poi così male? Era su di lui invece, È stato un trucco, attenzione, allarme prostitute ai mondiali. È vero, notizie di tutti i giornali, perché pare che le tedesche si siano proprio siano impazzite. Sì, Germania, Gattuso tranquillizza il mister, useremo tutte le precauzioni, io lo farò coi parastinchi. Incredibile ma vero. Allora abbiamo un altro cantante, tutti. Lui vediamo un po'. Buongiorno, grazie. Allora, se tu sei il figlio di Gianni Morandi, io sono figlio. lui è un altro figlio guardalo bene in faccia. Io sono sicuro che no. È uno dei non riconosciuti lui. Sì. No. Cosa cantava tuo padre? Fai sentire un po'. Digli un accordo e lui lo fa d'accordo come? Fratelli. Settembre poi verrà, ma senza sole. Grande Peppino Gagliardi. Che salutiamo, è il piccolo Gagliardi. Gagliardetto. Un gagliardetto. Sempre più piccoli noi in famiglia, si sa questo. Però scrive molto bene, ha fatto delle canzoni divertenti, una delle quali lanciata da Via Radio 2 era sicuramente Katamura, no? Katamura, grazie solo a voi questa canzone esiste per qualcuno. Esiste, e adesso quando la sentiranno capiranno di cosa si tratta. Katamura, Gagliardi! Forse potremmo partire con le valigie piene di cose da dire, portiamoci anche il cane, gli piace navigare, fa i nodi per salvare, è un tipo eccezionale, t'aiuta anche a pescare, portami via con te, dove tutto è un temporale, si sta bene o si sta male, basta che tu sei con me, dai, portami via con isole di luce piena, senza più città, la metropolitana è una balena che non passerà ma ci mangerà. È certo che avremo paura, ma questa è un'avventura. E poi c'è Katamura che t'allaccia la cintura, non perde una misura, rallenta l'andatura. C'è un mare da scoprire, ci si può divertire. Portami via con te, nei tuoi occhi navigare, tanto non finisce il mare, né quel sole che ti dà la felicità. Cazza la randa, il pazzetto, cazza la randa, yes, forever in your eyes. Cazza la randa, cazza la randa, yes, forever in your eyes. No,
Grazie. Grazie a voi. Si preparino ai Bungade Bangade, prego. Scusate, soltanto una cosa, grazie a voi. Il 21 suonerò al The Place, grazie a voi. E scusate soltanto un abbraccio a Francesca che ha tanto bisogno d'allegria. Grazie, scusate. Ciao, prego. Allora, sai che dobbiamo chiudere perché non so cosa mi hanno comunicato. Solito stile Rai, mi comunicano adesso che a 20 non so cosa c'è qualcosa per cui dobbiamo chiudere di botto. Adesso? So sì, c'è un qualcosa, però comunicato ovviamente in diretta a me adesso. Fantastico. Avessero detto prima ci saremmo organizzati in modo diverso, certo. per cui io invece taglio la testa al toro, faccio esibire i Bungade Bangade e chiudiamo di botto noi, lo decidiamo noi quando chiudere. Grazie Bungade Bangade, Mike non lo faremo, grazie a Marina Mancini e a chi organizza le cose. Scusate, polemica in atto, quindi polemica in atto. C'è la polemica in atto. Chiudete tutto, l'avessero detto prima che dovevamo chiudere il 26, che poi c'è la pausa, che poi dopo dobbiamo rientrare. Invece noi chiudiamo subito e ce ne andiamo direttamente. I Bungade Bangade li facciamo esibire, che nessuno venisse a dirci no, sai perché come? Perché loro. Un domani non si dica. Un domani non si dica. Quindi e neanche dopo il programma, per favore, non venite poi dopo, sai perché io dobbiamo come andarcene poi, sì. Allora, i Bungade Bangade sono un gruppo di ragazzi che non usano strumenti, pensate. Solo che stasera purtroppo ci siamo dovuti adattare, Fiore, ci sta una bruttissima batteria vostra che abbiamo perché loro un disonore per tutti noi. Perché loro solitamente solitamente suonano la boatteria. La boatteria, cioè però di bidoni secchi. Quale canzone ci fate come sigla di chiusura di Viva Radio 2? Come il sole, che mi permetto di dedicarla a tua moglie e alla bambina, perché l'ho scritta per mia moglie e mio figlio, e allora penso che sappiate che voi siete veramente una sigla di chiusura, ma sai? Ma di chiusura, ma veramente, guarda, fatela perché ce la vogliamo godere anche noi, questa sigla di chiusura. 3, 2, 1, vai! Non mi dire nulla, non mi parlare nulla. Come il sole è la luce dei tuoi occhi, come il sole che si immerge nel profondo del mio mare. Mai nessuno spegnerà la tua luminosità, come il sole. Un'altra come te io non so se c'è. E se piove mi riscaldano i tuoi raggi, anche se piove non c'è niente che disperde il tuo calore. È una nuvola, si sa, che mai mi separerà dal mio sole, perché sei dentro me come il sole. Abbracciami ora, riscaldami che come il sole. Quando la tua bocca sfiora la mia bocca, sai che succede? Come il sole. Il ghiaccio diventa rovente per me, come il sole. E si fa gelido il fuoco se non sono vicino a te. Ed hai piantato un seme con me, che ha generato un fiore per noi speciale, molto speciale. E quando un albero lui sarà, nelle radici per sempre avrai il sole, il tuo calore. Ecco perché tu sei per me come il sole. Abbracciami ora, riscaldami che come il sole. Quando la tua bocca sfiora la mia bocca, sai che succede? Come il sole. Il ghiaccio diventa rovente per me, come il sole. E si fa gelido il fuoco se non sono vicino a te, come il sole. Se il sangue che scorre dentro di me, come il sole. Sei la mia pepita, l'oro della vita che risplende come il sole. Ed anche di notte col freddo che fa, come il sole. Sei la mia isola esposta ai raggi dell'equatore.